Cari telespettatori e telespettatrici, ben ritornati con noi. Come ogni venerdì abbiamo presente SPI CGIL del Veneto. Ben ritornata Maria Pistorello, Dipartimento Previdenza SPI CGIL, grazie di essere qui con noi. Buongiorno a tutti. Daniele Tronco, segretario Veneto naturalmente dello SPI. Allora, ci sono diverse questioni che andremo ad affrontare insieme. Riprenderemo il discorso importantissimo di verificare, di far verificare presso le sedi dello SPI CGIL che sono presenti in tutti i luoghi provinciali, deputati ad accogliervi, la verifica della pensione, fatela controllare perché possono essere delle sorprese. Ne parleremo nel corso della nostra trasmissione, ma parleremo anche un po' in generale delle conseguenze che ci sono state a seguito della manifestazione che si è svolta a Roma, molto importante, e che comunque qualcosa ha mosso, perché finalmente dopo molto tempo c'è stata un'apertura di dialogo, adesso vedremo come e in che termini, con il ministro Poletti. Un'apertura che però chiedo a lei, segretario, in che termini, quanto comprensiva, perché? Perché allora il primo Presidente del Consiglio Renzi ha detto 80 euro ai pensionati, poi questa cosa qui è stata una boutade, sembra che non sia vera o fattibile. Altra questione, comunque le pensioni più basse verranno in qualche modo supportate, ma il ministro Padoan dice non ci stiamo dentro, i margini sono stretti perché non si deve aumentare l'IVA, che comunque andrebbe anche, poveretti, a gravare sui pensionati indistintamente, quindi per carità, almeno per il 2017 l'IVA dicono di non toccarla, così l'ha detto anche davanti a Confcommercio ieri il Presidente del Consiglio, ma i margini sono stretti perché o si fa una cosa o si fa l'altra o si fa la terza, quindi le pensioni, due conti alla mano, non ci starebbero dentro, però vi hanno dato questa apertura, no? Cosa sta succedendo? Aggiorniamo allora, i nostri telespettatori. Bisogna dire innanzitutto che grazie anche alle iniziative di mobilitazione che hanno avuto un risultato straordinario, perché sono andate molto bene sia le manifestazioni regionali. Noi il 2 di aprile abbiamo fatto una grande manifestazione confederale unitaria a Venezia e ha visto la partecipazione di migliaia di pensionati veneti. Migliaia, sì, molto partecipata, era da tanto tempo che non si vedeva. Vuol dire che insomma c'era voglia di partecipare, ma poi l'abbiamo verificata anche come pensionati il 19 maggio, dove a Roma abbiamo tenuto una manifestazione unitaria dei pensionati, quindi FNP assieme a FNP e UILP, e anche lì do solo un dato: noi veneti siamo andati a Roma con circa 50 autobus, cioè un numero molto molto alto di persone che si sono prese la briga, di persone anziane che si sono prese la briga di andare a Roma a manifestare. Un primo risultato l'abbiamo ottenuto, innanzitutto è stato chiarito proprio in questi giorni dal governo che non si interverrà sulle pensioni di reversibilità come era stato in qualche modo fatto balenare nella Commissione Lavoro del Parlamento, dove era stato introdotto un comma che lasciava intravedere la possibilità di andare a ridimensionare i trattamenti di reversibilità che, come sappiamo, in Italia coprono in modo non sufficiente le persone che subiscono un lutto familiare. Quasi sempre sono donne che durante la vita lavorativa non hanno lavorato perché hanno badato alla casa oppure hanno avuto contributi insufficienti, eccetera. Quando dopo sposate hanno curato la famiglia, eccetera, nel corso del tempo, all'atto della morte del titolare del trattamento, ricevono una pensione di reversibilità che comunque è sempre frutto di contributi. Cioè, ricordiamoci che il trattamento di reversibilità è un trattamento che è a fronte di contributi previdenziali, di contributi versati da un soggetto. Adesso immaginiamo uno che ha lavorato 40 anni, per sua sfortuna muore all'atto del pensionamento, allora questi contributi quali dovremmo, come dire, non calcolare. Quindi lì è stato chiarito
che già questo trattamento, che è stato ridimensionato nel corso del tempo perché è stato ridotto nei termini del riconoscimento, però diciamo che noi avevamo insistito molto, l'avevamo messo come, fra virgolette, pregiudiziale, perché non si può iniziare una trattativa avendo quel macigno sì, là. Che poi è già tagliato, perché al coniuge superstite viene tagliato del 40%. Quindi dove si voleva mettere le mani? Tagliarlo ulteriormente? No, c'è chi era avvisato perché il discorso con le si è unioni aperto civili questo tavolo, che è un tavolo confederale che vede anche la presenza del sindacato dei pensionati. Addirittura i tavoli si stanno sdoppiando, si sdoppiano, perché da una parte c'è il tema della previdenza con la nostra piattaforma e anche la piattaforma confederale, perché il tema della previdenza riguarda anche i neoassunti, perché se non si sblocca l'uscita, la possibilità di uscita dei lavoratori e si continua ad alzare l'età per poter uscire dal sistema, come adesso, a prescindere dai contributi, diventa una roba che ci porta, diciamo, a un blocco che impedisce un ricambio generazionale. E poi c'è anche il tema del lavoro, perché dentro le cose che sono emerse nella discussione, che il sindacato va dicendo dall'epoca del Job Act, è che il sistema non si regge se noi non aumentiamo la base produttiva del Paese, perché non è con gli incentivi che noi aumentiamo l'occupazione buona. Noi diciamo che va bene che ci sia la trasformazione dei contratti da parziali a indeterminato, tempo indeterminato, cioè, certo non contestiamo questa parte, ma non è col meccanismo degli incentivi, che vanno bene ma che non sono sufficienti. Bisogna creare, aumentare la base produttiva del Paese, bisogna trovare il modo, ovviamente concordandolo con le parti sociali. Il fatto che ci si incontra è già un risultato straordinario, perché il governo fino ad oggi ha fortemente ridimensionato e in molti casi annullato il confronto con le parti sociali, che non sono solo il sindacato, anche le parti datoriali, anche le parti del commercio, che hanno visto fortemente ridotto. E se non si discute con le parti sociali non si va da nessuna parte, perché nessuno ha la bacchetta magica per risolvere i problemi così. E non ci sono scorciatoie. Adesso vediamo la discussione di questi giorni, se il PIL aumenta del 0,0, cioè, queste cose qua in una fase di deflazione come questa stiamo traccheggiando, siamo messi, diciamo, in una condizione certo un po' migliore rispetto a qualche anno, al 2008, dalla crisi, ma non usciamo, vediamo insomma il perpetuarsi di situazioni di crisi e di esternalizzazione di attività, nel senso che andiamo all'estero con molta attività. È chiaro che se perdiamo questa occupazione, perdiamo l'occupazione sulla chimica, sulla metalmeccanica, eccetera. Noi non è che abbiamo grandissima, diciamo, quindi questi tavoli che sono aperti sono un fatto importante, pensiamo siano frutto anche della mobilitazione, soprattutto della mobilitazione. Qualcosa sarà servita, adesso vediamo, perché nelle prossime settimane, il 14 riprende il confronto. Finora c'è stato solo un fatto formale, ma il 14 dovrebbero incontrare il tavolo anche in sede tecnica per vedere le proposte, perché noi pensiamo che con 41 anni di contributi sia più che sufficiente, che non si può andare all'infinito, che non si può alzare l'età a prescindere dai contributi, perché non si può pensare che non si deve tener conto, per esempio, del tipo di lavoro che si fa. Assolutamente, ma volevo chiedere se, qualora il governo a un certo punto aperto vi ascolta come sindacati, perché a un certo punto ce n'è, però nulla fa. 15 ottobre, legge di stabilità. Continua la mobilitazione. Noi abbiamo già unitariamente convenuto che o ci sono delle risposte, diciamo, coerenti con questa impostazione,
o per noi continua la mobilitazione. Il nostro segretario generale alla manifestazione del 19 unitaria ha lanciato la parola d'ordine dello sciopero generale, che è, diciamo, l'emblema, il simbolo di un'idea che noi così non possiamo andare avanti, perché anche i dati che oggi abbiamo sulla sanità, noi abbiamo 11 milioni di persone in Italia che hanno rinunciato a curarsi. Non so se abbiamo presente cosa questo significherà anche in termini di costi aggiuntivi per il sistema sanitario, perché quando uno rinuncia a curarsi vuol dire che prima o dopo si ammalerà comunque, si aggraverà, e poi questo costo ricadrà sulle strutture sanitarie che nel frattempo abbiamo indebolito. Quindi è tutto un sistema. Se noi non affrontiamo queste problematiche qua, andiamo incontro altro che alla soluzione dei problemi, a un aggravarsi dei problemi, in un contesto dove la politica, abbiamo visto anche recentemente, dà segnali molto ma molto preoccupanti di qualunquismo e di eccetera. Il contesto, anche il ruolo che il sindacato vuole svolgere in questa fase, contesto molto molto importante. L'altra questione era diciamo così, andare in pensione anticipatamente con il sistema dell'APE, sì, che il Presidente del Consiglio ha visto bene come fattibile. Perché non va a gravare sui conti dello Stato, in quanto quei mancati contributi versati verrebbero sopperiti da un finanziamento da parte di una banca o di un'assicurazione privata, e poi andrebbero diciamo, scaglionati nel tempo una volta che si consegue la pensione. Sì, uno si autopaga, diciamo, esatto, si autopaga. Allora il tema lì non si va da nessuna parte, diciamolo, cioè, io penso che la fantasia deve avere un po' di limiti, no? Perché è chiaro che c'è il problema di coprire i periodi se non raggiungo i limiti previsti dalla... Ma non è quella la strada è quella di stabilire, come è stato fatto in una parte della legge Fornero, una delle poche parti che condividiamo, che i soggetti interessati, i lavoratori e i datori di lavoro, assieme all'intervento pubblico che può coprire alcuni oneri, possono stabilire delle regole dove tu attivi, ma sei sempre un soggetto pubblico che garantisce, sì. Perché se io mi affido a una banca, faccio un prestito e poi mi autopago, restituisco nel corso del tempo, sì, un'idea che può, diciamo, risolvere un problema di un abbattimento troppo sostanzioso del trattamento pensionistico, però in questo clima con le banche io penso che non si vada da nessuna parte con questa ipotesi. Io penso che bisogna stabilire alcune regole, rimettere in ordine, per esempio, una regola sull'attesa di vita che non può essere generica, che non può essere a prescindere e indefinita, perché sulla base di questa legge io potrei lavorare teoricamente fino a 75 anni, cioè oggi non è previsto un limite. Assolutamente. Quindi io potrei trovarmi a 75 anni ad avere ancora l'obbligo di lavorare per aver diritto a un trattamento. Vi sembra una cosa credibile? Assolutamente oggi no. Già siamo sull'ordine dei 66 anni e rotti e 7 mesi come limite di età. Ma se c'è un ulteriore incremento dell'attesa di vita, cosa che pare anche in discussione, però se ci dovesse essere andremo a 67 e mezzo e via dicendo, cioè che non c'è relazione. Noi dobbiamo sapere che il sistema previdenziale oggi, i contributi delle pensioni, del trattamento pensionistico non è in deficit, cioè è in deficit perché viene utilizzato per fare altre cose. Altre cose basate sull'assistenza che vanno fatte, ma che le cui risorse per farle vanno individuate nella fiscalità generale, perché se io devo determinare un trattamento di assistenza sociale,
E quindi una cosa che la società giustamente fa per quelle persone che hanno delle difficoltà, non può utilizzare il sistema previdenziale. Noi abbiamo lo slogan che utilizziamo, è che le risorse previdenziali devono rimanere dentro il sistema previdenziale. Sì. Noi abbiamo avanzato anche per i giovani questa ipotesi, che se dovessimo reperire delle risorse dal sistema previdenziale con, per esempio, mettendo un tetto alle super pensioni da migliaia e migliaia di euro, quelle risorse là devono essere destinate ai giovani, a riequilibrare il sistema previdenziale. Quindi siamo disponibili a discutere, certo, ma sempre in un ambito previdenziale, perché siamo convinti che il sistema previdenziale italiano, che è un sistema a ripartizione fondamentalmente, è un sistema che ci viene invidiato in tutto il mondo. Chiarissimo. Proprio parlando di risorse, ricordo che la riforma Fornero ha risparmiato sulla pelle dei pensionati e dei pensionandi da quando è partita e fino al 2020, insomma nella sua proiezione, risparmierà 80 miliardi di euro. Ecco perché noi l'abbiamo detto molto chiaramente questo. Sappiamo che quegli 80 miliardi che non sono ancora raggiunti, che non sono stati ancora raggiunti, la gran parte finora, sono serviti a sanare il bilancio dello Stato. Noi chiediamo che i soldi risparmiati nella previdenza rimangano all'interno del sistema previdenziale, non che vadano fuori del sistema previdenziale. Tra l'altro c'è un'altra cosa che va accennato anche. Chiediamo la separazione anche tra quella che è la previdenza e l'assistenza, perché poi l'INPS paga, noi diciamo le pensioni, ma gran parte delle provvidenze che paga l'INPS non sono pensioni, quindi non sono frutto di contributi versati, ma sono anche prestazioni assistenziali, e vorremmo mantenere ben distinte le due cose, capire esattamente, intanto per sgombrare un'idea che il sistema previdenziale italiano non si regga. Io dico questo: i contributi di coloro che lavorano pagano interamente, bastano per pagare le pensioni di coloro che sono in pensione. Attualmente il nostro sistema previdenziale è un sistema a ripartizione. Significa che è proprio retto sul fatto che coloro che lavorano oggi stanno pagando le pensioni di coloro che adesso sono in pensione, e il sistema è alla pari, si regge tranquillamente. Però c'è un problema, che i dipendenti pubblici, che sono tantissimi, non hanno i contributi versati. Quello è un'altra questione. Diciamo che adesso lo Stato ha cominciato a riconoscere i contributi, mentre prima cosa succedeva? Non versava i contributi dei lavoratori all'INPS, all'INPDAP si chiamava prima, adesso l'INPDAP naturalmente è stato acquisito dall'INPS, non li versava, però garantiva la pensione a coloro che andavano in pensione, quindi poi faceva il trasferimento. Certo che non si poteva sostenere questo sistema qua, perché l'INPS ha bisogno di avere i contributi al proprio attivo, nell'attivo del proprio bilancio, insomma. Chiarissimo. Torniamo su questi temi, pubblicità, pochi secondi.